Il Museo regionale Pietro Griffo di Agrigento apre le porte ai bebè per un progetto molto particolare. Il nostro progetto prevede dei bambini da 3 mesi a 24 mesi, divisi in due gruppi, bambini in braccio e bambini che camminano. Quindi il primo gruppo di cui abbiamo appunto già avviato il progetto e che si conclude oggi, comprende dei bambini da 3 mesi a 12 mesi, e ottobre-novembre faremo quello dei bambini da 1 anno a 2 anni, quindi 12-24 mesi. Si tratta di un insieme di attività motorie, sensoriali, anche di informazioni scientifiche per le mamme, e il bambino attraverso queste forme, attraverso le forme, i colori, le sensazioni, l'ambiente, acquisisce diciamo, un elemento culturale in più. Tutto ciò a cosa vuole portare? Intanto al fatto che anche le persone che hanno i bambini piccoli, i bebè, possono venire al museo, quindi avrà uno spazio anche attrezzato, ma soprattutto far sì che l'attività didattica inizi proprio dalla primissima infanzia, perché i bambini diciamo, percepiscono tutto, e quindi di far sì che il museo diventi un luogo a loro familiare. In cosa si concretizza nello specifico il progetto, come coinvolgere questi bambini piccolissimi? Allora, il progetto, oltre che coinvolgere i bambini, i quali è facile, tutto sommato si coinvolgono facilmente perché basta mostrare loro un oggetto del museo e rimangono attratti. Quello che è molto importante e che ha funzionato dopo 6 incontri è quello di avere coinvolto le mamme. Comunque, come li coinvolgiamo? Partiamo da un momento di relax, si entra in questa sala e sia le mamme che i bambini cominciano a acclimatarsi con l'ambiente museo. Poi ogni incontro ha un argomento diverso. Quello di oggi, per esempio, è quello dobbiamo capire cosa c'entrano un uccellino colorato e questa immagine. Abbiamo degli oggetti che ricordano questo, per esempio questo pupazzo, abbiamo questo tamburello, abbiamo tutte queste cose che possono aiutare a creare curiosità e stimolare anche la creatività dei bambini, ma anche delle mamme.